Un debutto atteso e chiacchierato, quello della nuova DOC Pinot Grigio delle Venezie. Nessun palcoscenico migliore della 51esima edizione di Vinitaly per la nuova fascetta di Stato che interessa il nord-est. A tenerla a battesimo Luca Zaia, accompagnato oggi dal ministro Maurizio Martina. Sesta varietà coltivata in Italia, il Pinot Grigio è prodotto per l'85% tra Friuli, Trentino e Veneto. Una denominazione interregionale ai suoi primi passi che mette al centro il territorio. E a proposito di luoghi vocati alle vigne, lo stesso Zaia guarda con assenso alle colline del Prosecco in lizza per diventare patrimonio dell'umanità. Ma il presidente della regione Veneto ci tiene a precisare che anche le terre della Valpolicella meritano di finire nell'elenco dell'UNESCO. Pensare di avere il Veneto con le colline del Prosecco e il Valpolicella significa creare un effetto domino in tutto il Veneto rispetto alle visite nei territori, alla promozione turistica e alla promozione dei prodotti. D'altronde prima al mondo per superficie espositiva e per numero di visitatori, più che una kermesse fieristica, Vinitaly è una piazza dove si disegna il futuro del vino e dell'agricoltura, anche e soprattutto in ottica europea. Muove grandi dichiarazioni da sempre il palcoscenico della manifestazione. Entro fine luglio avremo la prima bozza del testo codice agricolo unico, ha annunciato infatti il ministro Martina accompagnato dal commissario UE Philip Hogan. Proprio all'Europa si rivolge l'appello di Zaia che chiede all'Unione di proteggere le bottiglie nostrane, vere ambasciatrici del Made in Italy, in quei mercati esteri che vedono come primi interlocutori gli Stati Uniti e la Cina.